Non erano certo un numero che si aspettavano. 4 trattori, una ventina di agricoltori e consumatori al presidio dell'ex foro Boario, un centinaio di manifestanti a piedi lungo Corso Milano. Ma la protesta contro il Mercosur di un comitato spontaneo di cittadini agricoltori e di Coapi, coordinamento agricoltori e pescatori italiani, si è svolta. I nostri prodotti non valgono più niente. Voi pensate che noi il grano ce lo pagano 20 centesimi al chilo e il pane lo trovate a 6, 7 euro, 5 euro al chilo, c'è una forbice enorme. È piazzale Savonarola il punto in cui i due cortei si riuniscono, dando vita a un presidio sotto gli occhi degli automobilisti che per un'ora trovano bloccato l'accesso al centro storico. Una manifestazione pacifica per mettere in guardia i cittadini. Desideriamo tutelare gli agricoltori ma allo stesso tempo i consumatori e i cittadini. In Italia si coltiva con determinati disciplinari che sono molto stringenti, in questi paesi questi disciplinari non ci sono. Quindi la tutela dei consumatori e la tutela della salute è un primo posto che va salvaguardato e gli agricoltori hanno aderito a tutto questo.